Allora, rieccoci qua, avevo interrotto un attimo il discorso della tiroide, qualche minuto proprio per sottolineare gli aspetti Colpisce più la importanti. donna sia per quanto riguarda l'ipertiroidismo, perché la patologia si può manifestare con una iperattività di questa ghiandola o con una attività inferiore alla norma, per cui c'è tutto un corredo sintomatologico specifico in un caso o nell'altro. Poi dopo ci sono questi noduli che devono essere studiati, diagnosticati, perché alcuni purtroppo qualche volta possono degenerare in una forma tumorale, anche se per quanto riguarda queste forme tumorali si può intervenire a proposito in maniera radicale con guarigione completa della paziente. Però naturalmente bisogna anche qua essere tempestivi e intervenire in maniera più appropriata. Diciamo che per quanto riguarda la patologia del genere femminile prevalente rispetto al maschio, anche altre patologie si devono elencare, tra cui, diciamo, non so, è specifico la depressione postpartum, come diceva il direttore generale, Sì, che viene trattata. c'è un progetto da noi nella nostra azienda per cui si cerca di prevenire, di diagnosticare per tempo e poi dopo accompagnare la paziente in queste forme di depressione. Poi dopo, per quanto riguarda, ecco, perché c'è una differenza di genere anche per quanto riguarda il sistema immunitario, per cui ecco, la donna viene colpita di più che il maschio per quanto riguarda le malattie reumatiche, malattia che riguarda le articolazioni, il movimento, è abbastanza diffusa e colpisce di più la donna, proprio perché c'è questa differenza anche immunitaria. L'arteriosclerosi e diciamo appunto i tumori della mammella e della cervice è una patologia che è frequente nella donna, per cui ecco, si sono messe in campo delle iniziative, tra Che cui sono importanti. gli screening, A proposito di tumori, oncologici. quindi rispondendo anche alle priorità, si parlava un telespettatore di 1 anno di tempo d'attesa per un'ernia inguinale, perché la priorità sono le cose un po' più Sì, gravine. diciamo allora Voi magari che non avete 1 anno, avete no, qualche... abbiamo un po' meno, sì, circa 4, 5, 6 mesi. Il problema è, anche su questo abbiamo ragionato con i nostri primari, avendo 2 chirurgie, una a Campo San Piero e una a Cittadella, di riuscire ad abbattere anche questo tempo, perché ci rendiamo conto cosa significhi per il cittadino aspettare anche una cosa che viene banalizzata dai chirurghi qualche volta perché effettivamente non ha il tumore. Noi abbiamo l'obbligo di rispondere ai tumori entro 30 giorni. Poi noi abbiamo anche un percorso particolare per l'oncologia dove cerchiamo di accogliere proprio il paziente e di creare un ambiente intorno favorente, ecco, per aiutarlo a superare questo momento di difficoltà. Ritornando alle ernie, è vero, stiamo riorganizzando le sale operatorie perché il problema qual è? Il problema vero è che le sale operatorie non sono fatte solo dal chirurgo, sono fatte dal personale di sala, che sono gli infermieri, lo strumentista, l'infermiere dell'anestesia e l'anestesista. E chiaramente bisogna mettere insieme tutte queste figure che hanno ovviamente anche questi da fare le 11 ore di riposo da un turno all'altro, se fanno la notte, eccetera, eccetera. Abbiamo il blocco del personale, per cui dobbiamo in qualche modo, anche se il chirurgo sarebbe disponibile per sua natura ad operare anche 12 ore al giorno, conciliare il tempo degli altri operatori. Però stiamo tentando di ridurre questo e di portarlo a 2-3 mesi. Ecco. Nella nostra ULSS stiamo organizzando le sale operatorie in modo tale da ridurre questo gap a 2-3 mesi. E questo è importantissimo comunque. Sì. Altri aspetti che sono stati affrontati proprio in pochissimi secondi che ci restano in occasione di questo convegno? L'altro aspetto fondamentale, che è un fiore all'occhiello della nostra ULSS, è il tempo delle donne. Io continuo a ribadirlo proprio perché, lo diceva prima in un messaggio, noi teniamo molto in conto il nostro personale, tant'è che su 2800 dipendenti noi ne abbiamo 600 donne a part-time. Perché consideriamo corretto che la donna possa dedicare in questo momento di vita importante, che è quello della maternità, la possibilità di stare col figlio e quindi di dargli la possibilità nei 3 anni di stare col proprio figlio e far crescere bene i propri figli. Crediamo tanto a tal punto che abbiamo creato 2 nidi aziendali. Credo che siamo l'unica ULSS del Veneto ad avere 2 nidi aziendali, uno a Campo San Piero e uno a Cittadella. L'abbiamo fatto noi come amministrazione. Io ritengo che sia fondamentale perché è una risposta alla donna anche questa. Il suo bambino può fare l'allattamento, può seguirlo, può vederlo, può portarlo prima di venire a lavorare. Cioè abbiamo cercato di creare delle situazioni dove la donna, ecco, è garantita. Abbiamo fatto lo sportello per il mobbing, per lo stalking, cioè
prendendo il professor De Carlo dell'Università di Padova, il quale è a disposizione, perché se la donna individua delle situazioni mobili di stalking all'interno del lavoro, può riferirsi a questo sportello e poi la direzione dà delle risposte. Abbiamo creato lo sportello antiviolenza per il nostro territorio. Insieme col centro antiviolenza di Padova andremo a localizzare una sede, immagino il comune di Campodarsego, che è un comune del nostro territorio, dato la disponibilità, per dare una risposta anche alle donne che hanno subito violenza nel nostro territorio. Nel 2012 sono state 57. Abbiamo dato risposta a 57 donne che hanno subito maltrattamenti, eccetera, nel nostro territorio da parte di uomini, tra virgolette, orchi, o di compagni che evidentemente per altre patologie, perché magari bevono, eccetera, hanno di fatto maltrattato le proprie donne. Quindi io credo che questo sia importante, senza per, dubbio, per la donna e per il mondo donna. Infatti. Ecco, noi siamo arrivati al termine, quindi vi ringraziamo del vostro intervento, avete visto quante novità importantissime, speriamo che questi modelli poi possano essere anche mutuati in altre strutture, in altre RUSL del nostro territorio, sempre per essere anche competitivi poi in un contesto europeo, perché lo ricorderemo, magari ne parleremo una prossima volta, si apriranno le frontiere della sanità, certo, e per cui sempre più diventeranno aziende che dovranno cimentarsi in un'ottica internazionale per poi poter portare anche dei guadagni, insomma, tutto sommato, perché poi con il denaro si riescono a fare molte più cose, a fornire più servizi poi naturalmente ai cittadini. Grazie del vostro apporto, naturalmente ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito e noi come sempre ci ritroviamo lunedì. Arrivederci. Bene, benissimo.